La gita di istruzione tra i migranti al centro ancora delle polemiche. Il preside scrive che il progetto di educazione è condiviso. Il sindaco di Trieste attacca chi usa i bambini perché sono sacri, ma non denuncerà i docenti. Il sindaco Finco al prefetto spiega che il problema sono i Maranza. L'appello dell'assessore Campagnolo alle strutture sanitarie. I comuni devono essere informati sul caso di disagio psichico. Rimangono gravi le condizioni del 35enne di Pianezze, in 4 sotto inchiesta. Assalto dei lupi alle pecore in contrada a Sasso di Lusiana Conco. A Strasburgo conferito l'onore al merito europeo al cardinale Pietro Parolin. Prosegue lo sciopero a scacchiera per il futuro della cartiera Sappi. Si è arrivati al 36esimo giorno. Buonasera dal TG Bassano. Ritorniamo, anzi ripartiamo da Marostica, dove dopo giorni di silenzio il dirigente scolastico, il preside, spiega che il progetto era condiviso con i genitori. Il servizio di Ferdinando Garavello. Denunce in arrivo, pretese di sicurezza, percorsi formativi e una politica in trincea. C'è di tutto nella vicenda dei ragazzini della scuola di Marostica portati tra i richiedenti asilo in Piazza Libertà a Trieste. E finalmente anche la scuola prende posizione con una circolare ufficiale. Partiamo dal principio, ovvero dal percorso di educazione civica che ha portato all'organizzazione dell'uscita. Il dirigente scolastico marosticense Gianluca Garlini fa sapere che il viaggio di istruzione si è svolto nel rispetto delle procedure interne, fra organi collegiali e consenso preventivo dei genitori. Garlini, nella sua valutazione conclusiva, dice che l'esperienza ha permesso agli alunni di constatare in prima persona il tema dei diritti umani, intesi come necessità concrete, e parla di un'alta valenza formativa. Attenzione, perché da qui in avanti il terreno si fa più accidentato. Nella circolare, infatti, si fa un chiaro riferimento al video girato all'insaputa dei docenti e diffuso sui social senza alcuna autorizzazione da parte della scuola o delle famiglie. Il dirigente lo definisce un fatto grave che lede i diritti dei minori e si riserva di agire in ogni sede. Tradotto, la scuola denuncerà chi, all'interno dell'associazione Linea d'Ombra, ha pubblicato sui social i video dei ragazzini. E ora la faccenda si ingarbuglia davvero, perché sono in molti a chiedersi quali fossero i rapporti fra la scuola e le associazioni coinvolte, a vario titolo, nel percorso che ha portato alla trasferta in Piazza Libertà. Proprio qui, in Piazza Libertà, si pone infine il punto interrogativo più grande di tutta questa vicenda, al netto del battibecco politico e delle prese di posizione. Già, perché la scuola sostiene che l'iniziativa si è svolta in condizioni di piena e totale sicurezza. Ma a Trieste non risultano comunicazioni ufficiali alla questura o alla prefettura e chi bazzica la cronaca cittadina sa che quella zona è presidiata costantemente dalle forze dell'ordine. Lo stesso sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, e il prefetto Giuseppe Petronzi hanno espresso dubbi sul fatto che in quel luogo si possa parlare realmente di sicurezza. Ne esce un quadro ancora molto complesso, dove le buone intenzioni vanno a braccetto con errori macroscopici come quello dei video dei minori e dove le puntualizzazioni della scuola, al netto della difesa d'ufficio e degli attacchi altrettanto d'ufficio, dovranno giocoforza rispondere alle domande degli ispettori del Ministero. Allora i cancelli della scuola, chiusi di fronte alle nostre domande, dovranno aprirsi. E a proposito di valutazioni, Garavello parlava appunto del prefetto di Trieste Petronzi e del sindaco di Piazza. Sentiamo dalle loro parole quali sono le valutazioni. Il servizio di Marco Stabile da Trieste. Io dico chi ha fatto questo ha sbagliato, chi ha usato i bambini ha sbagliato. Così il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza sul caso della gita di classe della quinta elementare di Marostica in Piazza Libertà e sulle polemiche scaturite nei confronti degli insegnanti accompagnati dai volontari dell'associazione Linea d'Ombra che si occupa dei richiedenti asilo, che hanno portato gli alunni in mezzo ai migranti proprio davanti alla stazione centrale, dove si susseguono settimanalmente episodi violenti alla luce del sole, come ricordato anche dal prefetto di Trieste Giuseppe Petronzi
Ronzi a Ring. Nel senso che nel momento in cui, come è emerso dalle cronache, nel giro di un mese ci sono un paio di coltellate, sono stati portati dei bambini nei posti dove ci sono state delle coltellate. Poi il sindaco di Trieste ha espresso la sua posizione sulla raccolta firme avviata nella città veneta a sostegno dell'iniziativa delle maestre dell'istituto. Sinistri. È un classico, loro si comportano così, loro pensano sempre di avere ragione. Invece io dico che i bambini sono sacri e non abbiamo bisogno di questo tipo di manifestazioni, anche dopo aver speso 22 milioni di euro per i minori stranieri. 22 milioni di euro, tanto per spiegare ai cittadini, sono circa 44 miliardi di vecchie lire. Il primo cittadino della città della Bora è tornato anche sull'ipotesi di denunciare le maestre della scuola di Marostica, poi tramontata a seguito del parere dell'ufficio legale del municipio, ravvisando però anche questioni di sicurezza sanitaria rispetto a quell'escursione che sarebbero state, secondo Di Piazza, messe a rischio dagli accompagnatori. Però dico, usare i bambini, io dico tutto possiamo fare, meno i bambini sono sacri, dico portare Ti faccio una domanda, e se per caso un bambino che era scalzo mi saliva sotto un chiodo o un pezzo di vetro? Punto di domanda, cosa succedeva? E a proposito del consueto dialogo con voi lettori e telespettatori, potete rispondere al nostro quesito. Alunni tra i clandestini a Trieste, lezione di umanità o scelta inopportuna? Potete farlo inviandoci i vostri pareri al numero in sovraimpressione con i messaggi WhatsApp oppure all'indirizzo bassano@medianordest.it. Oggi in Prefettura a Vicenza si è parlato di sicurezza e anche i sindaci del Bassanese, a cominciare dal sindaco di Bassano Nicola Finco, hanno portato quali sono le emergenze del territorio, il servizio. La sicurezza continua a rimanere un tema molto sentito da parte dei cittadini. Su questo come amministrazione siamo fortemente impegnati tramite tutta una serie di investimenti. Abbiamo alcune emergenze che sono legate soprattutto ai giovani, quindi ai Maranza, che sono la vera emergenza del momento. Più dei furti o delle spaccate è questa, secondo il sindaco di Bassano, la voce più importante del capitolo sicurezza in città. Per individuare loro e in generale chi commette reati sono sempre più utili le telecamere di videosorveglianza. Abbiamo firmato con un secondo gruppo di sindaci, ne mancano ormai pochi per completare tutta la provincia, un importante protocollo che crea le basi per il collegamento della videosorveglianza comunale con quella statale e quindi con le forze di polizia dello Stato. Aggiungiamoci che le telecamere di oggi funzionano a intelligenza artificiale e quindi avvisano quando vedono un movimento sospetto. Ecco, potremmo fare un bel passo avanti verso la sicurezza. Con le firme in prefettura salgono a 77, più 2/3 dell'intera provincia vicentina, i comuni aderenti al protocollo in vigore già da 1 anno e mezzo. Questo nuovo protocollo va a creare una maggiore unità di intenti, ma soprattutto una maggiore efficienza in tutto quello che è il riuscire a controllare i territori come se fossimo un'unica grande area, quindi non si lavora più per campanili in collaborazione con le forze dell'ordine, ma si lavora come un unico grande ente che ha dati incrociati, informazioni incrociate per soprattutto garantire la sicurezza alla cittadinanza. Noi siamo a disposizione, l'abbiamo già fatto in varie circostanze, mettendo a disposizione le nostre immagini anche per individuare atti criminosi o comunque gli autori di questi atti, e credo che questo sia un passo in avanti per poter potenziare il presidio del territorio, il controllo anche sulle aree videosorvegliate, sulle aree appunto del centro storico e periferiche della nostra città. Il servizio era di Mirko Cavallin. Adesso ritorniamo a Bassano, dove alla luce dei fatti di sabato scorso a Modena si ripropone il tema del disagio psichico. Il servizio. C'è un filo invisibile che unisce Modena a Bassano del Grappa. Lo scorso sabato nella città emiliana il 31enne Salim El Kudri ha investito 8 persone accoltellando chi poi lo ha fermato dopo un inseguimento. Per lui sia il ministro Piantedosi sia l'avvocato difensore parlano di forte disagio psichiatrico e la mente corre subito a quanto accadde a fine agosto nei pressi del liceo Brocchi, quando il 33enne trevigiano Alberto Zago accoltellò alle spalle un professore di matematica che gli aveva rifiutato una sigaretta. Anche in quel caso è
emerse un quadro sanitario difficile. Mio figlio non sa quel che fa, disse la madre, riferendosi al disagio psichiatrico del giovane, in cura fino a qualche mese prima in una comunità da cui si era allontanato. La situazione preoccupa gli amministratori locali che spesso, come i cittadini, non hanno strumenti per difendersi. Se uno è in terapia per una situazione di grave instabilità mentale e fa perdere le sue tracce, è una mina vagante, è inutile nascondersi ed è giusto che le forze dell'ordine siano in allarme nel senso che devono riuscire a rintracciarlo. Quindi ci vuole una situazione di collaborazione strettissima tra i vari enti per permettere a ognuno di questi enti di recuperare il filo del discorso con questo soggetto. Del tema aveva già parlato a caldo anche il sindaco di Bassano la scorsa estate. Il tema della psichiatria, delle cure psichiatriche deve essere veramente un tema affrontato a livello di territorio ma anche a livello regionale, visto che la competenza è della sanità della nostra regione. E anche oggi il grave fatto di Modena riapre il dibattito sulla prevenzione. È fondamentale che ci sia uno stretto rapporto tra forze dell'ordine e il servizio sanitario che segue queste situazioni. Zago a Bassano fu individuato grazie alle telecamere e fermato in stazione con il riconoscimento da parte di un tassista. La sinergia tra istituzioni non deve essere più solo una parola. Ci trasferiamo a Thiene adesso, dove nel primo pomeriggio c'è stato un grave fatto di cronaca. Un banale incidente poteva trasformarsi in tragedia nel primo pomeriggio a Thiene. Protagonista un bimbo di circa 7 anni, attualmente ricoverato in gravissime condizioni al pronto soccorso pediatrico di Vicenza, giunto a San Bortolo con politraumatismi in codice rosso. È stato vittima di un incidente con l'auto della mamma. Verso le 14 in via San Gaetano stava salendo sulla vettura quando, inciampando, è scivolato a terra. La gamba rimasta incastrata nella portiera lo ha trascinato violentemente al suolo, provocandogli un grave trauma cranico. La prognosi resta riservata. E restano stabili al San Bortolo di Vicenza le condizioni del 35enne di Pianezza ferito sabato scorso da un amico con un fucile. Resta ancora riservata la prognosi per il 35enne di Pianezza rimasto ferito dal colpo di una carabina sparato mentre si trovava con alcuni amici in Valle San Floriano a Marostica. Le sue condizioni restano gravi ma non è in pericolo di vita, tenuto sotto stretta osservazione dai medici del San Bortolo di Vicenza, dove è stato sottoposto a 2 delicati interventi chirurgici. L'uomo, ricordiamo, è stato denunciato per esplosioni pericolose assieme agli altri 3 amici cacciatori. Il gruppetto infatti si era trovato a casa di uno di loro. In ballo c'era l'acquisto di una carabina calibro 22 e avevano deciso di provarla a turno, sparando dal terrazzo per colpire una sagoma che avevano posizionato in giardino. Purtroppo il 36enne che voleva acquistarlo ha premuto inavvertitamente il grilletto colpendo in pieno addome l'amico. Per lui è scattata anche la denuncia per lesioni personali colpose gravissime, mentre il proprietario dell'abitazione della carabina ha anche per omessa custodia d'armi. Oltre al sequestro e al ritiro cautelativo delle armi in possesso del padrone di casa e del possibile acquirente, gli inquirenti stanno valutando anche la capacità di detenere armi per gli altri soggetti coinvolti. E sempre con Vanessa Banzato ci trasferiamo a Lusiana Conco, dove i lupi sono tornati all'attacco. Il servizio. Ogni mattina gli portavo la colazione, pane, un po' di grano turco e purtroppo è quello qua. C'è sconforto nelle parole di Marco Dal Sasso dopo che nella notte 5 delle sue 6 pecore sono state sbranate dai lupi. Siamo in località Sasso a Santa Caterina, frazione di Lusiana Conco, a ridosso di un borgo abitato anche da bambini. Gli animali erano lasciati liberi a pascolare su una riva protetta da una recinzione che però non ha protetto dall'assalto dei predatori. Stamattina ne sono accorti i miei vicini di casa che vanno via presto a lavorare e sono venuti a chiamarmi che era la cosa. E una era ancora presa dentro sulla rete e l'hanno liberata loro e poi sono arrivato io e ecco, ho solo constatato il fatto. 5 di 6 pecore che ha? Sì. E una si è salvata? Una si è salvata. È un po' spaventata perché infatti non viene neanche giù, ho provato a prenderla ma niente a fare. Ecco. Secondo lei non era un lupo solitario? No, sicuramente era un branco. Per quanto poco, sicuramente 4 sicuramente ce n'erano. Speriamo che il branco si allontani per un po' e amen.
La Polizia Provinciale ha fatto il sopralluogo per tutti gli accertamenti e una verifica sanitaria è stata effettuata dal veterinario dell'ULSS. Oltre al dolore per la perdita delle bestiole, Dal Sasso è proprio indignato contro il sistema. Quando si sa come va la storia, perché rispettano più i lupi che le pecore delle persone. Ecco. D'altronde cosa vuoi dirci? No, non si può dire niente contro la legge dello Stato. A Strasburgo adesso, dove il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato della Santa Sede, è stato insignito di un prestigioso riconoscimento. È stato consegnato anche al segretario di Stato Vaticano, il cardinale Pietro Parolin, il nuovo ordine europeo al merito dal Parlamento europeo durante la sessione plenaria di Strasburgo. Il riconoscimento è arrivato per il suo contributo all'integrazione europea e ai valori dell'Unione e assieme a lui è stato assegnato ad altre 19 personalità. Rendiamo omaggio, ha dichiarato la Presidente Roberta Metsola all'apertura della cerimonia, a coloro che in ogni ambito della vita scelgono di costruire l'Europa, a chi ha guidato nei momenti difficili e ha continuato a far avanzare la nostra Unione, perché l'Europa dura solo finché ogni generazione ha dichiarato sceglie di difenderla. Luciana Aballini ha compiuto 102 anni, una grande festa naturalmente per festeggiarla. Ho tanti ricordi, tante amicizie, tutti quanti si abitava vicino di casa e si andava d'accordo, si era come tutti fratelli. È solo uno dei tanti ricordi di Lucina Ballini, che proprio oggi ha compiuto ben 102 anni. Attorno a lei tante persone che le vogliono un gran bene. Originaria di Liedolo, di San Zenone, oggi vive a Cartigliano con la figlia. La sua mente corre a quando da ragazza emigrò in Canada per lavorare in una lavanderia. Sono stata in Canada, a Vancouver, 30 anni. Parlava benissimo l'inglese? Mi arrangiava. E si ricorda qualche parola? Sì, qualche parola. Ce la dice una che si ricorda? La parola in inglese? Happy birthday. Ok. Hello, how are you? Oltre ai familiari e agli amici, a portare gli auguri dell'amministrazione di Cartigliano anche il consigliere comunale Cristian Borsato, che ha fatto le veci del sindaco Racchella. Tutta una sorpresa è stata, una sorpresa grande. Da vedere tutti i miei familiari, i miei ricordi, tutto quanto. Sono molto felice. Lei che consiglio si sente di dare a tutti i giovani? Andare d'accordo e volersi bene. Tanti auguri a Lucina, tanti auguri a te. E naturalmente ci associamo agli auguri a Lucina. Adesso vediamo le brevi dal territorio. Si svolgerà domani mattina alle 10:30 nella chiesa di Selva del Montello il funerale di Gastone Pedron, il 79enne morto mercoledì scorso, rimasto schiacciato sotto al trattore mentre lavorava nei campi. Trasporto sociale, ampliato a Colcerese il servizio con 9 tipologie di trasporto. Mensilmente saranno pubblicate sul sito comunale le date del servizio. Domenica prossima torna a San Zenone la rassegna Poesia dalle terre dell'Alpe Madre, Monte Grappa in versi. Appuntamento a Villa Rubelli. Inaugurata a Mussolente la nuova area esterna della biblioteca comunale, sedute attrezzate e un piccolo anfiteatro, investimento da 25.000 euro. Torna a Bassano Sport Incontro 2026, iniziativa di inclusione sociale promossa dalla Bocciofila di San Fortunato in collaborazione con l'Istituto Remondini. Sabato e domenica prossimi a Pianezze 56esima festa della ciliegia Sandra. Domenica alle 8 partenza della passeggiata tra i ciliegi. Il 24 maggio torna a San Zeno di Cassola il trofeo immobiliare San Marco, gara ciclistica su strada rivolta alla categoria giovanissimi 7-12 anni.
Aperte le iscrizioni anche a Riese Pio X di Ci sto a fare fatica. Tra il 6 e il 17 luglio 4 squadre di giovani volenterosi si prenderanno cura degli spazi comuni. Durante il Consiglio Comunale di Cittadella premiati il Pozzetto Calcio per la vittoria in campionato di terza categoria e Salvatore Lucisano della Bottega del Libro per i 44 anni di attività. A Tombolo domenica farà tappa il Tour della Prevenzione 2026 promosso dall'ILT con visite gratuite di prevenzione dei tumori cutanei. A Campo San Piero il servizio di continuità assistenziale, l'ex guardia medica, sarà trasferito alla casa della comunità di Via Cao del Mondo. Tecnicamente si chiama sciopero a scacchiera, dura da 36 giorni. Siamo a Carmignano, alle cartiera Sappi, dove i lavoratori chiedono quale sarà il loro futuro, il servizio. 36esimo giorno di sciopero per i lavoratori e le lavoratrici della cartiera Sappi di Carmignano di Brenta, che continuano imperterriti a incrociare le braccia per avanzare precise richieste all'azienda e capire cosa devono aspettarsi nel prossimo futuro. C'è molta preoccupazione, come ci spiega Roberto Pianca di L Cobas. Purtroppo le nostre istanze non sono ancora state prese in considerazione dall'azienda. Abbiamo richiesto un incontro in comune, ma dall'incontro in comune non è nato nessun accenno di una soluzione positiva per tutto quello che i lavoratori stanno chiedendo. Anzi, ci sono state conferme che la situazione non è ancora stabilizzata e probabilmente per tutto il 2027 ci saranno ancora delle fermate, anche se minori rispetto al passato. Chi sta scioperando non vuole mettere i bastoni tra le ruote all'azienda, precisa Pianca, ma gli interessati non intendono mollare fino a che non avranno risposte certe, nonostante alcune azioni di ostruzionismo poste in essere negli ultimi tempi, ci spiega. Ci sono stati dei tentativi da parte dell'azienda e da parte di altre organizzazioni sindacali di porre un freno a quella che è l'azione degli scioperanti, indicendo un referendum a cui hanno anche partecipato persone che non sono trattate dai temi oggetti del referendum, e questo naturalmente ha creato negli scioperanti un certo malessere. Noi continueremo a scioperare, andare avanti per la nostra strada e pur cercando di dare all'azienda tutte le offerte di trattativa che possono essere considerate accettabili da parte degli scioperanti. Ospiti per la programmazione serale del direttore Luigi Baccialli a Focus, Luigi Calesso, Giorgio Denardi, Leonardo Padrin e Giuseppe Pan, Simonetta Rubinato, Enzo Siviero e il professor Stefano Zecchi. È tutto, vi lasciamo ai vostri SMS e poi alle previsioni del tempo.